In questi luoghi non esiste alcun accesso ai fondamentali diritti dell'uomo: casa, salute, acqua, servizi igienici, elettricità. Gli sfratti forzati, le violenze, gli incendi, i ricatti e le demolizioni sono una minaccia quotidiana per chi ci vive. È quanto viene raccontato nel documentario realizzato da Africa Sea per i 25 anni dell'associazione che opera nelle baraccopoli a Nairobi in Kenya e che giovedì 4, in occasione della mostra del cinema, è stato premiato al premio Pasinetti per la sezione volontariato all'interno dello spazio eventi della regione Veneto dell'Hotel Excelsior. La presidente di Africa Sea, Alessandra Tiengo, spiega come tutto è iniziato. Il documentario racconta da quando è nata Africa Sea, quindi nel 2000, da quando abbiamo cominciato, abbiamo conosciuto le baraccopoli nel 2000 e piano piano tutto il lavoro che si è fatto, dall'inizio un intervento sanitario richiesto dalla comunità, hanno chiesto appunto di avere l'acqua, le toilet eccetera, e poi abbiamo cominciato il percorso educativo che in 25 anni di lavoro con i responsabili delle baraccopoli, quindi con la comunità. Ecco, abbiamo avuto dei ragazzi straordinari che si sono laureati, ma soprattutto abbiamo ripreso a parlare di dignità della persona. Quindi in questo filmato, in questo documentario si vedono proprio i 25 anni di lavoro fatto sul territorio, quindi le costruzioni della scuola, di una seconda scuola, il lavoro con i ragazzi di strada, e adesso appunto siamo tutti contentissimi perché adesso in ottobre ripartiremo ancora. Infine si sofferma sulla parte più struggente del documentario. La realtà terribile, terrificante delle baraccopoli, come vive la gente, come vivono i 2/3 del mondo, chiamato appunto, noi l'abbiamo sempre chiamato l'inferno dei vivi, perché così è.